Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Salgono a 3 gli indagati per il naufragio del Beiesian, avvisi di garanzia per il comandante, l'ufficiale di macchina e il marinaio di plancia. La Guardia Costiera monitora sul rischio ambientale. Il caso della pioggia oleosa nella zona di Melilli finisce sui tavoli del Ministero dell'Ambiente. La Procura ha aperto un'inchiesta, c'è preoccupazione tra i lavoratori. Piogge grandi in gran parte della Sicilia, danni ai raccolti, particolarmente colpita la provincia di Enna, a Ispica un fulmine incendia una palma. Il report sui preti pedofili: sarebbero 87 i casi di abusi commessi in Sicilia. A Enna la panchina viola, simbolo della lotta alla violenza sui minori. I cumuli di rifiuti nei quartieri di Catania diventano habitat preferito per i topi. Perfino i gatti hanno paura. Le trappole fai da te degli abitanti per liberarsene. Calciomercato, Curado all'Ascoli e Boalla Carrarese. Il Catania continua a sfoltire l'organico. In rosso-azzurro arriva l'esterno destro Alessandro Raimo. Il naufragio del Beiesian, indagati anche l'ufficiale di macchina e il marinaio in plancia, oltre al comandante Catfield. Sul rischio ambientale prosegue il monitoraggio della Guardia Costiera per eventuali dispersioni di carburante. Marco Gullà. Sono diventati 3 gli indagati per il naufragio del veliero Beiesian a Porticello. Oltre al comandante James Catfield, un avviso di garanzia è stato inviato all'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, inglese di 56 anni, e al marinaio, anche lui inglese, 22enne, Matthew Griffith, che era di guardia la notte del disastro. Proprio quest'ultimo, assieme ad altri membri dell'equipaggio, ha lasciato l'hotel Domina Zagarella per partire alla volta della Francia. Il comandante, invece, assieme alla moglie, probabilmente lascerà la Sicilia nelle prossime ore per tornare in Spagna, a Maiorca. Intanto nelle acque di Porticello prosegue il lavoro della Guardia Costiera per rilevare eventuali tracce di inquinamento nello specchio di mare dove è affondato il Beiesian. Sta operando in zona anche un mezzo disinquinante privato in grado di intervenire immediatamente nel caso si rilevasse la presenza di idrocarburi. Sono emersi segnali molto positivi in quanto non abbiamo rilevato alcun tipo di sversamento. Stiamo svolgendo delle attività che sono differenti in quanto operiamo sia con gli operatori, quindi con un operatore subacqueo che fisicamente si immerge e lungo tutta la colonna d'acqua preleva fisicamente dei campioni, ma anche con il ROV, quindi un robot comandato tramite capo dalla superficie che è in grado di fornirci delle immagini in tempo reale del livello di inquinamento, ovviamente da un punto di vista meramente visivo. Il caso della pioggia oleosa e maleodorante nella zona di Melilli è già sui tavoli del Ministro per l'Ambiente e della Commissione regionale. La Procura ha aperto un'inchiesta e i lavoratori sono preoccupati. Luca Ciliberti. Sindaco, la pioggia oleosa dei giorni scorsi ha messo in allarme la popolazione, tra l'altro non è un caso isolato, si è verificato anche altre volte. È stato un evento che si è verificato alle 6 del mattino, un evento che ha coinvolto le zone limitrofe alla raffineria ISAB Sud della provincia di Siracusa, che è parzialmente in territorio del comune di Melilli, parzialmente nel territorio del comune di Priolo. Ha coinvolto fortemente la nostra frazione di Città Giardino e la frazione di Siracusa Belvedere. Adesso aspettiamo di fare la conta dei danni del territorio e quindi, come in altre volte hanno avuto una grandissima sensibilità per le zone vicine, spero che anche questa volta l'ISAB SRL abbia la stessa sensibilità nel risarcire quello che veramente è stato danneggiato. Il sindaco Carta, da deputato regionale, è anche presidente della Commissione Ambiente della regione siciliana. Il malfunzionamento sembra si sia verificato nell'area cosiddetta topping per la distillazione primaria del grezzo, quello che sostanzialmente viene portato dalle navi petroliere. A causa di una probabile sovrappressione si sono attivate le valvole di sicurezza, ma su questo aspetto i tecnici della raffineria sono al lavoro per avere maggiore contezza su quanto è accaduto. Fatti del genere gravi vanno discussi a Roma davanti a una commissione per capire di chi sono le responsabilità. È vero che il governo Meloni ha dimostrato un'attenzione particolare per il comparto industriale, abbiamo firmato il Salva ISAB, ma questo non significa che non dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini, perché fatti del genere non devono accadere. Il dossier dunque è già sul tavolo del Ministro per l'Ambiente. Il polo petrolifero Priolo-Melilli dà occupazione a decine di migliaia di lavoratori della zona che guardano con preoccupazione all'accaduto. Abbiamo
sempre sostenuto lo sviluppo del lavoro della zona industriale. Abbiamo sempre detto che la zona industriale è fondamentale per questo territorio, a patto che si alzi l'asticella sui temi che riguardano salute, sicurezza e ambiente, a tutela dei cittadini e dei lavoratori. Sul caso è già stata aperta un'inchiesta, adesso bisognerà attendere l'esito dei campionamenti per appurare l'entità del danno. E parliamo del maltempo che si è abbattuto in queste ore su parte della Sicilia. In alcune zone si sono registrate forti grandinate che hanno anche danneggiato i raccolti. Simona Mazzona. Con pioggia battente, temporali e grandine, l'ondata di maltempo in queste ore sta colpendo parte della Sicilia. A Enna e provincia già 24 ore ininterrotte di pioggia. Nella zona sud e a Barrafranca una violenta grandinata ha sorpreso i cittadini e distrutto il raccolto di olive. Come si vede da queste immagini postate sui social dal sindaco Salvo Messina, a Pietraperzia fango e detriti hanno ricoperto alcune strade e gli automobilisti sono rimasti bloccati. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sulla strada statale Troina-Catania, fango e acqua proveniente dai terreni limitrofi hanno invaso la carreggiata. Anche nel Palermitano piogge voluminose, i vigili del fuoco hanno dovuto liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. E una frana ha bloccato la strada statale Palermo-Sciacca. Nelle province di Trapani e Messina si sono registrati intensi acquazzoni e grandinate, con chicchi segnalati a Montalbano e Licona, grossi come nocciole, e scatti così fanno il giro del web. Nel Ragusano, lo vedete in queste immagini, un fulmine ha colpito incendiandola una palma. Siamo a Ispica, nella zona della Madonna delle Grazie. L'episodio è stato immortalato dai presenti che hanno sentito prima un boato e poi visto fiamme e fumo in lontananza. Per fortuna solo tanto spavento, ma nessun danno a persone. Segnalazioni di maltempo anche nel Siracusano e nel Catanese, soltanto in alcuni comuni come Nicolosi, Giarre, Maletto e Bronte, mentre in città tuoni sì, ma senza pioggia, dopo lo spettacolo dell'Etna con la sua vetta imbiancata dalla grandine a causa delle temperature crollate sul vulcano, mentre a Catania si segnalano ancora 30-35 gradi con afa e umidità. Le condizioni di maltempo che si sono verificate nel pomeriggio hanno causato l'interruzione temporanea della fornitura di energia dalla rete elettrica gestita da Enel a Palermo presso numerosi pozzi e impianti di sollevamento che conducono le acque alle reti idriche. Di conseguenza si determinerà una riduzione dell'erogazione idrica con conseguenti disservizi a partire dalla serata di oggi in varie zone. E veniamo adesso alla vicenda di Don Rucolo ad Enna, condannato per abusi, una vicenda che non è isolata e anzi squarcia un velo sulla pedofilia tra i preti, 87 casi accertati in Sicilia. Abusati da preti pedofili senza scrupoli e spesso costretti al silenzio, e quando riescono ad avere giustizia sono considerati sopravvissuti. Il caso di Antonio Messina, denunciato in anteprima nei nostri TG, vittima degli abusi sessuali di Don Rucolo a Enna, è solo una piccola tessera di un mosaico più ampio che svela come in Italia siano centinaia le diocesi non sicure. Un lavoro certosino redatto dalla Rete per l'Abuso, diretta da Francesco Zanardi. Quando diventi sopravvissuto è perché con le problematiche che l'abuso sessuale ti ha portato riesci a ricostruire la tua vita, malgrado tutto, da dove sei fermata in qualche modo. Nel report sopravvissuti sono evidenziati con il colore rosso tutti i casi di condanna in terzo grado, rei confessi o coloro che hanno patteggiato. Con il colore giallo invece tutti i casi attualmente in attesa di giudizio e quelli di cui non si è più saputo nulla. Con il colore nero i casi di sacerdoti indagati all'estero e nascosti in Italia. In Sicilia ci sono circa 87 sopravvissuti. Va tenuto conto che questo dato è un dato prelevato dai procedimenti andati alla fine, cioè dove c'è una condanna, ecco. Quindi in realtà sono di più. Dal 2010, anno in cui è nata l'associazione, ad oggi si evidenzia il vuoto normativo nella legislazione italiana. E quando andiamo a denunciare spesso veniamo controquerelati perché poi vengono chieste le prove, ecco, quindi l'obbligo di denuncia, l'inserimento dell'obbligo di denuncia, che è un grosso vuoto italiano, sarebbe una cosa utilissima. E poi ci sono le comunità che si ribellano solo quando la denuncia diventa condanna. Le comunità generalmente cambiano nel momento in cui affrontano una situazione come quella di Enna, e avete visto l'approccio iniziale che era classico contro la vittima, invece adesso c'è un appoggio alla vittima stessa perché le persone dopo i casi capiscono.
Il comune di Enna, accogliendo la richiesta di Francesco Zanardi, che avete appena sentito intervistato, ha installato al Belvedere Marconi una panchina viola, simbolo della lotta alla violenza sui minori. È la seconda in Italia, dopo Savona, è la prima in Sicilia. Uno strumento simbolico per promuovere la cultura del rispetto e della protezione dei più deboli, ha detto il sindaco di Enna, Di Pietro. A Noto non si è ancora placata la polemica tra sindaco e vescovo dopo le parole forti pronunciate durante un'omelia da Monsignor Salvatore Rumeo, che ha definito la città terra di conquista. La replica del sindaco: abbiamo acquisito credibilità internazionale. Francesco Aloi. Da un lato la curia, dall'altro il comune, da un lato il vescovo, dall'altro il sindaco, con vedute diverse. La polemica è nata dopo l'omelia di Monsignor Rumeo per la festa estiva di San Corrado, patrono della città. Per il pastore i poteri forti hanno trasformato Noto e dintorni in terra di conquista. Una città, ha detto, dove tutto è possibile, dove le politiche agrarie sono in caduta libera. Ma oltre al turismo ha toccato anche una tematica bollente se non dolente, la sanità. A Noto non conviene ammalarsi e l'accusa è rivolta alle politiche regionali che a suo dire stanno trasformando l'ospedale nell'ennesimo gigante addormentato da svendere. Il pronto soccorso qui la notte è chiuso. Parole che Monsignor Rumeo ha pronunciato davanti a tutti i fedeli, sindaco compreso. A Noto non esistono regole e la cultura, quella vera, stenta a decollare viaggiando su binari morti. Il primo cittadino, Corrado Figura, ha lasciato la chiesa e poi, naturalmente, ha detto la sua. Noto era una città fantasma, oggi ha una credibilità internazionale, ha evidenziato. Raggiunto da noi al telefono, ha aggiunto che il suo comune è diventato una delle mete turistiche più apprezzate nel mondo. Il vescovo non conosce gli ultimi 30 anni della storia di Noto, ha detto. Cambiamo argomento, siamo tornati nel quartiere catanese delle discariche a cielo aperto a San Cristoforo. Dopo il nostro servizio di ieri è partita la bonifica, ma gli incivili sono sempre pronti a scaricare i rifiuti per strada, dove i topi sono diventati più grandi dei gatti, come ci racconta Eva Spampinato. La TV al fianco dei cittadini, l'informazione di servizio alla comunità. Dopo il nostro reportage tra la spazzatura delle vie del quartiere San Cristoforo a Catania, qualcosa si è mosso. Oggi siamo tornati nelle strade delle discariche a cielo aperto, dove i topi hanno assunto le dimensioni dei gatti e gli abitanti della zona scrivono sui muri: vietato buttare rifiuti. Divieto di cui si fa beffa chi non vive qui e viene appositamente per gettare sacchetti carichi di qualunque tipo di rifiuto, dall'organico ai copertoni delle auto. L'avevano pulita ieri, oggi di nuovo così, che è diventata una discarica. Qui siamo in via Principe, ieri mattina stracolma di spazzatura, ripulita nella notte e già di nuovo presa di mira dai forestieri. Soffia un leggero vento che muove nell'aria i residui di terra dell'Etna e l'olezzo della spazzatura. Sempre lo stesso vento, camminando, può far sentire l'odore forte di cavalli che proviene da stalle abusive, ma l'animale protagonista del quartiere è un altro, che cresce e si fortifica sempre di più, complice l'aria del mare a 2 passi e una quantità infinita di cibo a disposizione. Il garatto, topi più grandi dei gatti, che hanno costretto i felini a defilarsi. Gli unici animali che li battono sono i piccioni, come ci racconta una signora a microfoni spenti. Nel tentativo di debellarli ricoprono le strade con piattini di plastica in cui attaccano colla e formaggio. I cuccioli di topo abboccano alla preda, rimangono incollati e vengono mangiati a loro volta dai piccioni. È la legge della giungla, il più forte mangia il più debole, la stessa legge che vige in questa giungla cittadina. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. A Messina la prossima settimana verrà interrotta per lavori l'erogazione di acqua in tutta la città. La preoccupazione è per l'avvio dell'anno scolastico. Francesco Triolo.
Messina si appresta a vivere giorni intensi sotto il profilo dell'emergenza idrica. Il 3 e 4 settembre verrà effettuato un nuovo distacco dell'erogazione di acqua in tutta la città sulla scorta degli interventi effettuati nel corso dell'ultimo anno, soprattutto nei weekend. E quanto annunciato dal sindaco Federico Basile e dalla presidente di Amam Loredana Bonasera, facendo il punto sulla crisi idrica in corso. Si interverrà di martedì per cercare di evitare disagi nel fine settimana che precede la riapertura delle scuole e servirà ad effettuare la riparazione della perdita sulla condotta dell'acquedotto Fiumefreddo all'altezza di Santa Margherita, rinviata per evitare ulteriori problemi in estate. Quindi è un distacco purtroppo, lo dico a malincuore, che dobbiamo fare. Nel momento in cui faremo il distacco faremo altri interventi di efficientamento di alcuni punti, proprio per non lasciare nulla al caso, perché non abbiamo mai lasciato nulla al caso, e quindi ci appropinquiamo a questa 2 giorni in cui avremo meno acqua, con 14 mezzi in più in servizio rispetto al passato, con i punti fissi, con un sistema collaudato che metteremo in campo il giorno 3 e 4 settembre. Si sta valutando anche la sospensione dell'erogazione a zone delle ultime settimane. Le richieste al COC sono diminuite, sono stati sostituiti oltre 700 metri di condotta, si lavora all'attivazione di nuovi pozzi da cui si confida di avere circa 40 litri al secondo di acqua in più. La preoccupazione è soprattutto per l'inizio dell'anno scolastico, ma si stanno programmando autobotti dedicate proprio agli istituti scolastici. Storia a lieto fine per 2 cani maltrattati di Bagheria, 2 meticci di Pitbull che hanno trovato una nuova famiglia in Friuli Venezia Giulia. In particolare il maschio Eros è stato salvato da una signora che ha segnalato alle forze dell'ordine che il cane stava per essere sotterrato vivo. Entrambi hanno per fortuna trovato una famiglia che si prenderà cura di loro con amore. E vediamo adesso il palco della discordia che stanno allestendo ai piedi del Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento. Ospiterà le 2 serate, il 31 agosto e il 1 settembre, dei concerti del Volo per promuovere Agrigento Capitale della Cultura 2025. Concerti che saranno trasmessi su Canale 5 la notte di Natale. Uno spettacolo che continua a provocare polemiche, dati i costi, oltre 1 milione di euro, mentre la città soffre per la carenza d'acqua. Ad alimentare le polemiche anche la richiesta al pubblico di indossare abiti invernali per esigenze di scena in piena calura estiva. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi torniamo con le novità, perché sono gli ultimi giorni di calciomercato. Ultimi giorni di calciomercato con le siciliane che devono ancora operare qualche innesto, ma soprattutto alcune cessioni per evitare di avere troppi giocatori in rosa. I dettagli nel servizio di Francesco Triolo. Il calciomercato estivo è pronto a vivere le ultime ore di trattative, particolarmente attivo il Catania, dove il direttore sportivo Daniele Faggiano deve pensare prima a sfoltire la rosa. La prima ufficializzazione è stata la cessione a titolo definitivo di Marcos Curado all'Ascoli, quindi sempre oggi pomeriggio lo scambio con la Carrarese tra Bois, che va in Toscana, e Alessandro Raimo, terzino di 25 anni, che arriva in rosso-azzurro. Le altre trattative in particolare riguardano l'uscita di Cianci verso la Ternana. In entrata invece sono 2 i profili che Faggiano sta seguendo. Il primo sarebbe un ritorno, ovvero Alessio Curcio sul trequartista ex Foggia e Catanzaro. Ci sarebbero anche Benevento e Pescara, ma il giocatore vorrebbe tornare ad indossare il rosso-azzurro. In attacco il nome è quello di Guido Gomez, ma non è detto che qualcosa non si farà. Anche in difesa, ad esempio, c'è interesse per il difensore albanese della Samp, Ertion Gega. A Trapani è ufficiale un addio, quello di Oliver Kragle, che lascia il Granata per indossare la maglia della Fidelis Andria, ambiziosa società di Serie D. Al suo posto il presidente Valerio Antonini ha già annunciato l'ingaggio di Cristian Spini, attaccante esterno classe 2001, prelevato da Lumezzane. A Messina invece la partenza di Domenico Franco è stata colmata dall'ingaggio di Davide Petrucci, classe 91 lo scorso anno al Brindisi, per lui un contratto annuale. In Serie B, dopo la prima vittoria in campionato, il Palermo adesso cerca di accelerare i tempi e tocca al forcing finale per Allende. Il calciatore sarebbe atteso tra oggi e domani dopo la telenovela col Celta Vigo, che sembra orientato finalmente al sì. Verso la cessione invece Saric, che potrebbe andare al Pisa.
E veniamo al calcio giocato. Il Palermo vince la sua prima partita in campionato allo Zini contro la Cremonese. Ieri sera rosanero vittoriosi per 1-0. Marco Gullà. Arriva allo Zini e contro una candidata alla promozione diretta la prima vittoria in campionato del Palermo contro la Cremonese. Ieri sera nel terzo turno di Serie B decide il match questo gol di Insigne. Una vittoria pesantissima che è oro per il morale dopo un inizio di campionato negativo. Il Palermo vince dopo una partita sofferta giocata per 60 minuti in apnea. Dionisi ha rivoluzionato la squadra lasciando Brunori, Insigne e Diachite fuori, dentro Henry, Di Mariano e Pierozzi. Ma è la Cremonese a fare la partita e a giocare decisamente meglio. Rosanero spaesati e senza mordente. La squadra di Stroppa attacca e dopo alcune occasioni trova il gol con Maier, ma l'arbitro vede fallo su Ceccaroni e annulla dopo il check del VAR. Il Palermo balbetta e ci prova timidamente con Henry. Nella ripresa è sempre la Cremonese a dettare i tempi del gioco. Il Palermo non riesce a passare la metà campo, ma i grigiorossi non ne approfittano. Così gradualmente i siciliani escono la testa dal guscio. Gomez alla palla del vantaggio, ma il portiere avversario salva lo score. Entrano Brunori e Insigne, la partita cambia. Proprio da Brunori arriva il taglio per Di Francesco che entra in aria e regala una palla d'ora di Insigne che spinge in rete il primo gol in campionato dei rosanero. Palermo che difende, poi Brunori va vicinissimo al secondo gol, la parata di Fulignati. La Cremonese non molla e con Jonsen va ad un passo dal pareggio. Nel finale De Planche salva la sua porta e il risultato 3 punti d'oro. Il Palermo alza le braccia al cielo in un campo difficile e che nella passata stagione segnò l'inizio del tracollo dei siciliani. Abbiamo fatto una prestazione gagliarda. Tutti conosciamo questo campionato e il valore della Cremonese è oggettivo, l'organizzazione della Cremonese è oggettiva e siamo doppiamente contenti perché abbiamo recuperato magari quello che non avevamo preso un po' per demerito, un po' per episodi, proprio anche forse ce lo meritavamo nelle partite precedenti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.